se possiamo riprendere. Vi prego di prendere posto. Ecco, la porta è stata chiusa. Allora, chiude la giornata Erasmus Wedding, che è storico dell'arte indipendente ed è stato restauratore al Museo di Berna, che parlerà di Ecce Omicidia, come leggete anche dalle immagini, è il tema, diciamo, della sua comunicazione, e porterà anche un saluto di Augusto Gentili, che ci ha voluto mandare perché oggi non è potuto venire, ma questo dopo ci spiegherà a conclusione della sua comunicazione Erasmus, al quale do la parola. Grazie. Ringrazio per l'invito, che posso prendere la parola. Io penso anche a Augusto, che mi ha scritto stamattina che non può venire per ragioni di fisico, e saluta l'auditorio con molto affetto. Allora io gli rubo qualche minuto anche al suo inesistente testo di oggi. Quell'anima lassù, che a maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, che il capo ha dentro e fuori le gambe mena. Inferno 34, 61 a 73. Da quando Dante nel canto 34 dell'Inferno, cioè nel cerchio nono del cogito della Giudecca, destinava Giuda Iscariota accanto a Bruto e Cassio alla più alta condanna dell'inferno, quella dei traditori capitali, di essere divorati dalle tre fauci di Cerbero Lucifero, l'arcinemico e deicida Giuda. È rimasto l'incarnazione della malvagità. Albigensi, Valdesi, Vicliviani prima, e poi luterani e protestanti diventavano i traditori e eretici delle verità del cattolicesimo. A Venezia, capitale della stampa e della volgarizzazione dei testi sacri e umanisti, si incontrarono e si confrontavano scrittori, poligrafi e filologi di ogni tendenza, con le sfumature più varie, nell'interpretazione e nel dialogo aperto dei teologhi, con conseguenze visibili nel repertorio iconografico e iconologico di artigiani, pittori e scultori. L'esasperata questione sul calice, non funziona, sul calice ai laici fra ultraquisti e Chiesa Cattolica, nei concili e nelle scritture polemiche, si riflettava in prima linea attraverso le immagini dell'Ultima Cena e della lavanda, e con effetti minori nelle rappresentazioni delle nozze di Cana, nella conversione della Maddalena in casa di Simone Fariseo, nella festa in casa di Levi, l'esattore, nella cena di Emmaus, eccetera. L'apparecchiatura o l'imbanitura della tavola pasquale aveva un ruolo teologico importante già nei primi affreschi paleocristiani delle catacombe e nei mosaici ravennati, ma altrettanto nel corso del Cinquecento sotto l'ingerenza dell'Inquisizione. La presenza di carne d'agnello o pesce, acqua o vino, la qualità dell'aspetto del pane, la funzione della saliera, dei dolci pasquali e delle erbe amare, il maror, sono tanto importanti. Mi salta. Sono tanto importanti quanto l'ordine degli apostoli a tavola in relazione alla figura dominante di Gesù, che non solo benedice ma predice il tradimento
spezza il pane, offre il calice o l'Eucaristia secondo i Vangeli, tra loro divergenti in diversi dettagli, da sempre la posizione, il comportamento e la fisionomia di Giuda come dramatis persona fu preponderante perché protagonista decisivo per il destino della cristianità. L'Inquisizione dei Domenicani e delle autorità come il nunzio Giovanni della Casa, il severo datario Gian Maria Ghiberti o un polemico bigotto come Giovanni Andrea Giglio vigilavano sulla correttezza e sull'interpretazione delle immagini a Venezia ancora prima dei regolamenti tridentini. Nell'opera di Giacomo Tintoretto vale la pena di occuparsi da vicino dell'interpretazione delle ultime cene e delle lavande dei piedi degli apostoli e delle loro ovvie differenze e di indagare sul ruolo di Giuda Iscariota in quanto illustrano la posizione del pittore di fronte alle fonti iconografiche e esprimono la sua religiosità e la sua fedeltà alle sacre scritture. Ci interessano principalmente 4 varianti delle cene che permettono di illuminare la figura di Giuda sotto un lume inquisitorio. Sappiamo già che Giacomo utilizzava come fonte principale per le sue illustrazioni bibliche, oltre alla leggenda aurea in volgare di Paragine, la Bibbia volgarizzata del domenicano Sante Marmocchino del 1538 e proibita già nel 1546 dalla Chiesa. L'autore era un fervido savonaroliano e si orientava sulla rilatinizzazione biblica dell'ebraista Santi Panini a Lione nel 1527, fonte di riferimento della contemporanea Bibbia volgare di Antonio Brucioli, anch'essa all'indice, e ambedue differenti in dettagli esistenziali rispetto alla Vulgata di San Girolamo. Come provato da tempo, il Tintoretto consultava con intima dedizione le vite dei santi e le sacre scritture vetero- e neotestamentarie reinterpretate da Pietro Aretino. Lo stile prezioso, esaltato e fantasioso dello scrittore, elevatosi a quinto evangelista, fu congeniale all'operare del pittore che non si curò della condanna di tutte le opere di Pietro dopo la sua morte nel 1556. Tra l'altro, nessun autore, salvo Aretino, si era occupato così tanto dell'eroe negativo di Giuda, attribuendogli in pagine intere tutte le caratteristiche diaboliche di convinzione antigiudaica e antiluterana, principalmente nei racconti della passione di Gesù del 1534 e 35 nella umanità di Cristo. Non fugge all'occhio attento del lettore che a Giuda fu dedicato spazio e onori smisurati, incoronandolo psicologicamente e moralmente come vero anticristo, delineando una figura da profilo quasi manicheo. Nella cattura di Gesù nell'orto, Aretino lo veste di una aura da condottiere e la morte del suicida e la sua discesa agli inferi diventa la pallata di uno spettacolo teatrale medievale, come il Teatro Mundi, il Welttheater, nella lotta fra bene e male. Vivande cotte al fuoco della carità ed amministrate per mano della fede, dice Aretino. L'ultima cena di San Marcuola seguiva un canone formale, tradizionale, per un refettorio con un allineamento frontale
rettangolare o ovale, tipico del convivio quattrocentesco toscano o dell'Oriente ortodosso, con un Cristo Pantocrator iconico centralizzato. Ma la turba degli Apostoli si agita in un doppio addensamento vorticoso, con mimiche drammatizzate, estranee agli esempi tradizionali di un Gerolamo da Santa Croce, come a San Martino, l'abbiamo visto prima, di un Bonifacio dei Pittati a Sant'Alvisio, Santa Maria Madre Domini o a Edimburgo o di un Giuseppe Porta. Anche l'esistenza di un'allegoria su ogni lato, fides et caritas, aggiunte arcaiche dall'eloquenza medievale, non stupirebbe troppo in una cena assai tradizionale. La scoperta dello scrivente, comunicata in occasione della mostra del Tintoretto a Madrid nel 2007, grazie a un'occasionale illuminazione radente, ha rivelato che il maestro solo all'ultimo trasformò le due figure laterali in serve profane. La portatrice del calice di cristallo non presentava più sul bordo del bicchiere una grande ostia perpendicolare e la caraffa per terra perdeva il suo significato eucaristico e narrativo, come anticipazione della lavanda dei piedi, per diventare un comune recipiente. Al lato opposto, la carità, tenendo uno dei bambini in braccio, sorregge un piatto di carne caldo, quasi un'assurdità. La profanazione fu forse imposta dalla confraternita sotto la guida di Giuseppe Morandello, al quale non piacevano le allegorie troppo scolastiche o temeva argomentazioni teologali intorno alle teorie sospette di riforma di sola fide e sola grazia. Le allegorie come tali, invece, derivano già dalla Passione di Cristo di Pietro Aretino, stampata nel 1534 presso l'officina di Francesco Marcolini a Venezia, come tutte le sue opere messe all'indice a partire dal 1559. Nel suo cenacolo, Aretino si racconta, e posti seco a mensa con lo affetto che i confessi e i contriti si umiliano al sacerdote ricevendo il sacramento, standosi alla cena, le cui vivande fur cotte al fuoco della carità, condite dal sudor della purità e amministrate per la man della fede. Gesù gli mostrava quale e quanta fosse la sua gloria in cielo. La segnalazione del sacramento sacerdotale e le allegorie della fede cristiana, che esorta all'altruismo caritativo, sono comuni per una cappella di devozione intitolata al Santissimo Sacramento. Tuttavia manca l'allusione esplicita alla povertà. Oltre ai miseri abiti degli Apostoli, Tintoretto vi allude con i due rustici scabelli vuoti, dei quali uno riporta l'epigrafe che menziona la confraternita. La sedia vuota potrebbe significare una certa originale etoimasia interpretativa ed allusiva alla dama povertà francescana invece del trono dell'invisibile eterno nei mosaici bizantini, per invitare alla comunione eucaristica di Gesù fra i miseri apostoli identificabili virtualmente con i confratelli della scuola. L'iscrizione dello scabello destro esorta i confratelli hic et nunc a dedicarsi alla carità, mentre la sedia a sinistra fra il discepolo e Giuda fra fede e colpa,
induce lo spettatore a scegliere il suo proprio destino fra salvezza e dannazione. Giuda, in modo tradizionale, è situato all'opposto della mensa perpendicolare e guarda nel vuoto. Aretino dice, affissando gli occhi altrove. Afferrando la borsa nella schiena ricorda il mercemonio dei 30 danari. È visto solo di profilo, vuol dire senza viso, abbruttito, con un capricopo, senza aureola, vestito di giallo o come nel 300 con nimbo nero o con un diavoletto sulla nuca. Meno provocatorio sembra il gombito insulamento, come dice Aretino. Giuda si dà dell'ignaro e solo la borsa seminascosta, il gatto girato verso di lui e il dito puntato del bambino svelano il traditore. I pani e l'agnello sono ancora intatti, ma il dettaglio di 2 bicchieri accusa l'empio. Quello di Giuda, sotto lo sguardo abbassato di Gesù, è vuotato. L'altro, del commensale accanto, è ancora pieno. Il gesto benedicente di Gesù è diretto verso Giovanni, come antitesi a Giuda, sia verso Pietro, gesticolante, nel gruppo dei 4 apostoli. La cena del Passà, la benedizione dall'agnello, il pane e vino, l'annuncio del tradimento, il tumulto dei discepoli spaventati sono atti simultanei. Lo spezzamento del pane nel senso della comunio sopra una tredentina non è ancora legge canonica. Il fatto che Giuda nella cena, con prospettiva centrale di San Marcola, non assomiglia né coloristicamente né nel vestiario al Giuda della lavanda ora a Madrid. Spiega la non affinità delle 2 tele né nel tempo né nella colorazione originaria, essendo la seconda un tipico telero laterale. Nelle lavande l'idea di far cadere o appoggiare Giuda sul suo manto, in un caso di colore giallo, allude al Cristo dell'incoronazione di spine seduto sul manto purpureo nel telero sovrapporto dell'albergo della scuola di San Rocco. Giuda diventa così l'antitipo dell'ecce homo, vuol dire un ecce Giuda o, nel senso del nostro titolo, un ecce omicida. Una piccola sorpresa è stata presentata da Roland Krischel nell'autunno 2017 in occasione della mostra sul giovane Tintoretto a Colonia e replicata a Parigi, relativa alla tela di una lavanda conservata a Grenoble, rovinata da restauri ma autentica anticipazione della lavanda madrilena. I richiami michelangioleschi sono evidenti. La sezione aurea verticale definisce la prospettiva finendo sulla linea del viso. L'apostolo asciugapiede e la posa invertita nelle figure relative di Toronto e Madrid. Dal quartetto di Gesù, Giovanni e Pietro, il Giuda si dilega nel buio, nel fondo, in una fuga precipitosa, mentre gli altri apostoli formano un caotico brulicchio con un marmuto nel mezzo che protende un piede su uno scapello con protome leonina, elementi tutti da altre composizioni di epoca giovanile. Rimarcabile Jacobus Minor, sosia di Gesù, secondo dalla sinistra, con identico profilo di questi e il motivo della fuga di Giuda che preannuncia la scivolata illustrata nella tela a Madrid e il sussulto di San Trovaso. E chi lo avesse rivisto in viso gli avrebbe scorto quella pessima intenzione, dice
Pietro Latino. Recenti interpretazioni iconologiche assai superficiali dell'ultima cena di San Trovaso hanno proposto che nella figura nimbata, seduta nella penombra del bordo a destra con braghe rosse, che tiene una scodella in grembo e mangia con un cucchiaio una minestra o poltiglia, sia il traditore che secondo Giovanni 13,26 divide il recipiente eucaristico con Gesù. Supporre che il Robusti trattasse il più importante motivo di tutti i racconti evangelici e eucaristici in modo così negligente e che un Giuda vuoterebbe la scodella del pane intinto insieme con Gesù a cucchiaiate, non è possibile, non è pensabile, mancando di ogni logica compositiva e perché toglie al pittore la competenza di interpretare seriamente la scrittura. Inoltre, non avrebbe avuto senso nascondere davanti allo spettatore il traditore nei panni di un commensale taciturno, come se si trattasse di un rebus. Anche un Giuda alternativo che si cura distrattamente su una pentola sulla sinistra non sarebbe sufficiente per fare da contrappeso a Gesù. Ha ragion veduta Augusto Gentili ha posto a tutte queste ipotesi dei punti interrogativi. L'ultima cena di San Trovaso è la più elaborata narratio evangelica del nostro sul tema. Già la sua geometria tende a un climax drammaturgico. La linea mediana di divisione verticale attraversa in modo eloquente di fronte di Pietro, vicario di Cristo, e la mano benedicente di Gesù, il pane azimo, non ancora spezzato, la saliera simbolica, un bicchiere vuoto e un altro bevuto a metà, tenuto dalla mano sacrilegia di quell'apostolo che chiamo Giuda. E infine lo scabello impagliato, rovesciato sotto l'angolo del tavolo obliquo. Già questo asse significativo ci fornisce il reo ricercato. Mentre un bicchiere pars pro toto rimane vuoto, solo il recipiente nella mano dell'apostolo di fronte è stato bevuto precocemente a metà. Smascherato dalle parole di Gesù, egli cerca di rimettere il fiasco dietro di sé, non raggiungendo più la sedia rovesciata per l'emozione. Ha perso sedia e assistenza nella comunità degli eletti. Il suo piede scalzo ammortizza la caduta, ma è pronta al salto secondo le parole del Salmo 41, 10 pronunciate durante la lavanda. Quello che mangia meco il pane ha levato il calcagno suo contro di me. Segue l'obbligo del verdetto di Giovanni 13 di Gesù: quello che tu fai, fallo prestamente. Giuda e nessun altro, senza o con nimbo apocrifo, prenderà il manto dallo scabello accanto e il volumetto aperto della sua presumibile contabilità falsificata per dileguarsi nella notte entrante per recarsi nel Sinedrio ancora in sessione. Quanti si sono sbagliati nel vedere in quell'accumulo di vestimenti e suppellettili solamente un motivo realistico e decorativo di bella natura morta, invece è un preannuncio narrativo dei futuri avvenimenti pasquali che iniziano proprio con la partenza di Giuda dal cenacolo. Giacomo conosceva l'ultima cena del suo concorrente Giacomo Bassano,
del 1546 circa e cercava di superarla negli aspetti interpretativi. Augusto Gentile ha rilevato con ragione l'indeterminismo eucaristico del Bassanese di fronte all'Utraque specie. Tintoretto invece elabora il suo tema nel senso del verdetto tridentino dell'11 ottobre 1551, nel quale si prescrive l'Eucaristia solo sotto l'unica specie del pane, escludendo il calice ai laici. Il suo Giuda merita l'anatema dei utraquisti, ussiti, luterani, valdesi e protestanti che Aretino, con un insulto pungente sulle opere di Lutero, cito, per le quali Cristo accende un fuoco e le risolverà in cenere insieme con i suoi seguaci. Integra prontamente nel suo racconto passionale il congeniale trattamento dello stato psichico di Giuda sotto stress. Si legge come un analogo di Tintoretto, cito, Giuda che voleva separarsi dal collegio, stimolate dalla felonia che muove l'animo di un traditore e non teneva punto fermo la persona in se stesso, e mutandola ora suso un piede, ora suso l'altro, or ponendosi i dritti in capo e ora in bocca, dimostrava le molestie interne. Quasi una citazione di Jung o di Freud. E chi lo avesse rivisto, riminato, in viso, gli avrebbe scorto nel sembiante quella pessima intenzione che scorgono i giusti nelle opere di Lutero. Nella cena di San Trovaso, Giacomo impedisce allo spettatore, come l'Aretino al lettore, di vedere il viso del traditore. Il suo piegarsi rispecchia la sua emozione e davanti al verdetto, scaraventandolo a terra. Il motivo della sedia caduta metaforicamente allude al Salmo 89, 45, il trono sedia rovesciato, e sembra ripreso nell'ira di Gesù nel Tempio contro i mercanti, Matteo 21. E non sembra essere solamente un capriccio naturalistico del pittore. L'isolamento e la posa instabile di Giuda fu già sperimentato nella cena di San Felice del 1559, oggi a Saint-François Xavier de Paris, pur confinato in uno schema rigido e antiquato come quello di San Marcuola e alquanto maldestro. Solo la posizione obliqua del tavolo e la caduta della sedia a San Trovaso portavano ad una dinamizzazione della scena e all'isolamento psicologico di Giuda dai convitati. Il laterale della cena di San Trovaso richiama il paragone con la sua lavanda oggi a Londra. Come per la lavanda di Madrid, nessun studioso si è preoccupato dell'apostolo traditore. Solo la figura sulla destra in veste gialla alla tedesca, che si asciuga il piede, può essere identificata con Giuda. Infatti, volge la schiena all'evento sacro, porta un berretto e non a nimbo, un gatto lo sorveglia con diffidenza. La fuga delle pastiere con il punto di vista focale nelle fiamme infernali del cammino situato nel fondo cucina, analogo alla cena della scuola di San Rocco, separa Giuda dagli altri discepoli. Giubbotto e braghe lo distinguono dagli altri e il manto piegato sullo scapello allude all'imminente partenza.
La posizione iniziale della testa sulla destra della cappella suggeriva una comunicazione con lo spazio reale esterno. Si vede Matilde. Giuda spariva virtualmente al di fuori, cioè verso il Sinerio. La distanza temporale fra cena e lavanda segnala un cambiamento di temperamento nell'esecuzione. Il tempestoso tumulto della cena cambia per una più calma atmosfera nella lavanda. Giuda si è tranquillizzato e sembra quasi riflessivo. L'ultima cena di San Trovato influenzava negli ultimi anni di vita il vecchio maestro che abitava nel vicino sestiere Bari Spondone. La sua cena a San Giovanni in Bragora prosegue l'immagine in movimento di Tintoretto, malgrado una certa rigidità formale, forse dovuta ai canoni tradizionali. Un servo con pani e il raggruppamento dei discepoli sulla sinistra, scabello rovesciata, riflettono le idee del più giovane. Giuda somigliava un uomo puro allora, riavutosi dalla infermità, dice Aretino. Esaminando le diverse cene di Giacomo, la presenza e identità di Giuda non consentono più dubbi fondamentali, salvo quella del banco di San Polo del 1574. Giacomo sperimenta una nuova regia con comparse laici, un servo prominente come figura o incipit, il Gastaldo, devoto della scuola sulla destra, nominato dall'Aretino nella sua passione del 1535 come padron di quell'albergo, un bisognoso forse paralizzato e un'orfanella. Di nuovo gli apostoli sono ancora scalzi per ricordare la precedente lavanda o per attestare la loro povertà. I nimbi sono spariti, forse per avvicinare i discepoli ai confratelli della scuola del Santissimo. La Caritas e l'Eucaristia si attualizzano hic et nunc. Il dramma Christi si recita sullo stesso palcoscenico della circostante quotidianità della Chiesa. Scusate. Che Giuda nutra un mendicante o un infermo, come vogliono quasi tutti gli storici, mi sembra illogico. È una conclusione di soccorso iconografico, malgrado una borsa esplicita, ma alquanto diafana, nella scinta del cassiere e l'emonisinario, se la sua aggiunta fu frutto di un ripensamento, siamo costretti a chiederci chi altro era Giuda prima del presunto intervento e per quali ragioni fu sostituito, forse da connettere alla problematica del calice. Nella prima versione Giuda non era quella figura leggermente inclinata in piedi, con il naso lungo, scaltro, magro e avaro, vestito di un manto scuro, pronto a separarsi dal gruppo dei convitati, pronto a recarsi in lontananza, dove l'aspettano i palazzi del Sinedrio e di Pilato, immersi nel tramonto, metafora della giudaicità decadente, dove, dice Aretino, dove i principi, i sacerdoti, gli scribi, i farisei e i vecchi del popolo facevano consiglio. Con gesto fellonesco, Giovanni 13, e dopo il pane entrò in quello Satana. Porta la destra al suo cuore, io dico falso, o come l'Aretino descrive il bacio fraterno di Giuda nell'orto, e l'empio, toccando tuttavia
lo argento rispostosi in seno, acciocché il suo cuore godesse del premio della sua nequizia. Con la sinistra piega il manto indietro, dove nel buio dell'ombra del corpo potrebbe trovarsi una borsa nascosta. Che Giuda riceve la comunione secondo il Vangelo di Giovanni e, come vedremo nella versione originale di Giacomo, persino il calice secondo Luca 22, questo è il calice, Nuovo Testamento, nel sangue mio che per voi si sparge, al quale detto segue immediatamente il rimando alla mano del traditore sul tavolo. Dimostra il coraggio non conformistico del pittore di seguire cammini iconologici acconditi a poco frequentati, infine non ortodossi. Il gesto eucaristico di Gesù con le braccia spalancate, strutturalmente quasi una autocrocifissione, di offrire simultaneamente 2 pezzi di pane intinto nel brodo dell'agnello pasquale a 2 discepoli. È già una cosa rara. Dopo l'ultimo restauro si può invece notare che la sinistra tendeva un calice di vetro i cui riflessi sono di nuovo visibili. Che uno dei comunicandi sia Pietro, questo è evidente, ma l'altro, servito con la mano sinistra, un simbolo piuttosto nefasto, può essere solo Giuda, non degno di essere guardato in faccia da Gesù, poiché le parole del tradimento sono state appena pronunciate e nessuno dei convitati le ha intese, essendo 2 apostoli ancora distratti nel distribuire elemosine. La sparizione del calice e la sua sostituzione con un boccone di pane troppo lontano e basso dalla bocca del servito significa che il vino perdeva il suo peso sotto il verdetto del Concilio Tridentino. I pochi bicchieri sono vuoti, manca una caraffa. Al posto di quella torna la saliera col sale della comunità apostolica, dimostrata così insistentemente da Leonardo. Pietro è il nostro Giuda futuro, Giuda furono, come a San Trovaso, i veri antagonisti degli eventi futuri. Rinnegazione, grazia. Tradimento, dannazione. Alla confraternita Giacomo aveva proposto la contrapposizione tra la fedeltà confessata e l'infedeltà egoistica. Nell'immagine di Gesù si fondeva l'Eucaristia e l'autosacrificio, pesando a braccia aperte la futura salvezza di un peccatore come Pietro e il rifiuto dell'antitipico peccatore Giuda, un'idea di un vero predicatore. Ma quel Giuda fu scambiato per un qualsiasi apostolo, aggiungendo la borsa rivelatrice alla cinta di un terzo. Che peccato iconologico! La supposizione comune di un Giuda generoso che offre elemosine e attraversa lo spazio fra il racconto biblico e la zona reale dei bisognosi fuori banco della confraternita non può convincere, malgrado le citazioni teologiche sapienti come il male fra di noi, il nicodemismo nascosto, la corruttibilità pseudo-religiosa o il viso benigno della malizia, eccetera. Tutto è stato detto. Nell'ambiente di una cappella del Santissimo Sacramento non troverebbe una giustificazione. Una benevolenza finta toglierebbe a Giuda la sua cattiveria evidente,
da dimostrare a un pubblico ingenuo che mai comprenderebbe la simultaneità di due apostoli benefattori, dei quali uno gode di una fama di malavagita. Il giura caritatevole è definitivamente un sosia inadatto dell'apostolo, comunicando l'ex Giuda letteralmente respinto dalla sinistra di Gesù. Il giudo soccorso, invece, è nato dal verdetto del calice ai laici. La borsa nella sua cinta è un aggiuntivo di scampo per una idea formale ormai eretica. Alors ne cherchez plus l'homme. Et recludam proditorem diligenter cognovisse dicunt, dice Ireneo da Lione nel V secolo. Nella scuola grande di San Rocco, 1578, l'ultima cena fu integrata in un locale domestico di una sala terrena in una prospettiva teatrale iperdiagonale. La tela fu piazzata nell'ultimo angolo sinistra della sala superiore, in diretta e sacralissima vicinanza all'altare del santo titolare, luogo della grazia eucaristica e dell'offerta caritatevole ai veri bisognosi. La carità apostolica è rappresentata nel palcoscenico pittorico della tela tramite un uomo e una donna mendicanti in attesa del dono sulle scale del cenacolo. La raffinata prospettiva è coordinata con l'offerta del pane benedetto, questa volta in forma di ostia, e la cui custodia reale si trova in diretta vicinanza dell'altare stesso. È l'incipit dei finti mendicanti collocati nello spazio immediato dai reali ricevitori di regali materiali e spirituali della confraternita. È un'invenzione teatrale insuperabile. Un cane in posizione centrale è posto vicino alla pagnotta del povero. Forse non ha più la funzione esegetica e allegorica presente altrove. È già ambigua in altre scene di Tintoretto, come Matteo 7, il sacrale non gettare ai cani o non nutrire i cani con quello che è stato privato ai bambini, ma è piuttosto riferibile al cane compagno fedele di San Rocco, che lo nutre nella solitudine del bosco. L'animale rimanda infine agli statuti e alle mariegole sull'alimentazione dei bisognosi che competeva ai confratelli di San Rocco, simili ai frati domenicani dell'ordine mendicante dei predicatori. L'ambientazione della cena nello spazio di una cantina terrena, rustica, ma con un camino monumentale separata da una cucina aristocratica, con suppellettili di lusso, evoca la critica acida di Alessandro Caravia nel Sogno del Caravia del 41, dove fustiggiava il lusso architettonico e decorativo delle 6 scuole grandi, la povertà di Gesù e dei suoi compagni, il primo appena riconoscibile nella profondità prospettica, e gli apostoli lungo il tavolo in traliccio, rozzo, basso e senza sedili, salvo quello ribaltato di Pietro, è evidente. Mi sembra in più una critica sottovoce alla curia sontuosa di Roma, una sedia episcopale in negativo, visto che il capo illuminato e nimbato del successore di Cristo è situato nel centro assoluto della tela. Tutta la composizione tende a mettere in scena l'humilitas Christi, assecondata dai vestiti logori e dalla nudità dei piedi dei apostoli, che evoca il loro umile stato secondo l'accettazione di humus che abbiamo sentito, che evoca la vicinanza di terra
il terriccio. Giuda per la prima volta non porta i segni del malfattore ferino e abietto. Il suo distanziarsi è penoso, quasi osservatore attentamente l'atto eucaristico che avviene fra Gesù e un devoto discepolo, inchinato mentre Giovanni dorme, annidato sotto il petto del maestro. Una sciarpa gialla serve appena a nascondere la borsa dietro la schiena e l'assenza del limbo rende difficile identificarlo. Ha forse finito di rivestire il suo ruolo di malfattore? In confronto all'abbondante oro delle corde della sala superiore della scuola, i suoi 30 danari sono diventati moneta minuta. Fu il reo di una volta scambiato seriamente in dubbio. Forse Giacomo ha visto in questo Giuda un'opzione più mite del pentimento ben diverso dal tradizionale suicidio finale. Dobbiamo salire, sì, ce n'è troppo, va bene. Allora io salto, faccio la fine. Sulla figura serpentinata di Giacomo, corpetto d'uomo, piccolo di statura ma utopistico e napoleonico nelle sue ambizioni, di natura granitica o di cera da modellare, molti storici si sono affaticati e continueranno a congetturare sulla sua personalità all'infinito. Molti altri hanno scolpito, levigato, decorato, svelato, demistificato e smontato. Nessun genio del passato si è guadagnato una simile polifonia nel concerto di opinioni, valorizzazioni, analisi e diagnosi. Come è doveroso verso ogni outsider, ogni tanto si devono deporre le armi dialettiche, perché nell'interiorità non si scruta mai fino in fondo. L'anima solitaria, oscillante fra megalomania e senso di inferiorità, genio e arrivismo, generosità e meschinità, lui è mago, egli si sottrae a qualsiasi misurazione. Il meditare sul solo Giuda è già una storia senza fine. Dalle lezioni della dinamica creativa non ortodossa del nostro rimangono molte domande senza risposta. Il caleidoscopio di biografi è d'accordo che i grandi pittori come il Greco, Rubens, Tiepolo, Goya, Fuseli, Delacroix, Cézanne abbiano interato il messaggio di Giacomo Tentore. Perfino la vista simultanea dei cubisti e di pittrici delle sue anticipazioni spirituali. Oggi lì il Tintoretto sarebbe diventato un grande regista cinematografico. Grazie. Allora, ringraziamo tantissimo il professor Wedigen e lasciamo un po' di spazio a eventuali domande e chiedo se possibilmente a Bellieni di tornare, che però non vedo in platea, e se ci sono domande siamo qui con molto piacere a rispondere. Sono state delle comunicazioni molto intense, quindi immagino che ci sia qualcosa da chiedere. Buongiorno, sono Fernando Rigon e una domanda per il professor Wedigen. La penultima diapositiva, per piacere, quella con la scuola di San Rocco. L'altra, penultima, eccola lì. Io sarei molto perplesso, non ho ben capito, sull'identificazione di Giovanni con il personaggio a capotavola sulla sinistra aureolato. Mi pareva fosse scritto nelle sovraschritture che fosse Giovanni.
Giovanni sta sul grembo di Cristo, è stato svisto da diversi autori che non hanno visto che sta qui e hanno anche pensato che sono 11 apostoli solo. Solo. Ecco, perché qui c'è un problema fondamentale. Il marcatore dell'età degli apostoli non è casuale, perché c'è un testo fondamentale che è il mosaico tardo della Basilica Eufrasiana di Parenzo, in cui ciascun apostolo è didascalizzato, quindi non ci si scappa. E ovviamente gli apostoli senza barba, perché l'età è definita dalla barba, sono o 3 o 4. Giotto, per esempio, è rigorosissimo per 4 nella sua pala dei Musei Vaticani. Allora, Giovanni Evangelista all'ultima cena è quasi sempre senza barba o con una barba cortissima. Ha la barba solo quando lo si vuole indicare come autore dell'Apocalisse, perché l'ha scritta da vecchio. Quindi io qui non mi troverei molto, bisogna cercare Giovanni tra i personaggi senza barba. Ecco, come no? Si vede molto. Teso. Intendeva Giovanni Pietro, quello con la barba a cui Gesù sta dando l'Eucaristia, ma quello... In fondo. Questo qui, come si fa? Quello... Era scritto Giovanni nella sovra... Mostralo. Questo qua. Sì. È questo qui. Quello sarebbe... Sì. Ed è... Ah, ecco, qua non si vede da qua. Questo Ho Giovanni, capito, sì. È Giovanni addormentato Sul seno di Maestro. Gesù Cristo, perché siccome era scritto Giovanni adesso mi è tutto chiaro. l'aveva in Ecco, mano. scusatemi, ma da qua non è che si veda molto. Ecco, benissimo. Quindi io per esempio l'identificazione del personaggio con il calice cancellato con Giuda non mi convince, secondo me, Giovanni, e non bisogna pensare al destro o al sinistro, perché in questo caso, come residuato del mondo romanico, è importante il primo e il secondo. Il primo è Pietro e il secondo è Giovanni, cioè la vince la numerazione rispetto al destra e a manca. Questo nel... Ah, ecco, sì, io avevo inteso che fosse riferito perché la figura lì non si vede da qua. Ecco. Grazie. Importante di vedere l'analisi grafica e geometrica, perché è molto importante che Tintoretto disegna con una rigidità incredibile che lo allontana molto da certe opinioni su Galizzi, che non sapeva fare una linea dritta. Lui era rigidissimo. Sempre le direttive sono significati nel racconto stesso. E si vede bene che l'assoluto centro è la testa calva, che io dico che è Pietro. Pietro non è quello che riceve la ostia, è lui. È seduto su una sedia rovesciata, e questo è significativo perché eventualmente è una critica alla sedia episcopale e papale di Roma, perché rimanda alla povertà degli apostoli e vuole quasi punire la ricchezza della Chiesa. Altre domande? Abbiamo non visto le ultime immagini della cena di San Giorgio, perché conclude proprio che non è più Tintoretto, è già Domenico, che ha un'altra opinione della religiosità controriformatica, è diverso di Giacomo. Ecco. È un Giuda quasi medievale, fustigiato,
quello rosso, col capo coperto, un copricapo quasi di riformatore come Lutero, un nordico. E non credo che Tintoretto padre avrebbe disegnato questa forma di giura dopo uno che ha disegnato San Polò. Abbiamo una evoluzione del giura che diventa sempre più mite, e nel mio testo, che potete tutti leggere in tedesco interamente nel mio sito e nel mio libro che è uscito in dicembre, dove tratto molto più in estenso quelle cose che abbiamo qui raccontato. Io ringrazio a Valentina di aver diminuito il testo di 2/3 e ringrazio anche a Antonio Manno che aveva tradotto il mio tedesco in un accessibile italiano. Ci sono qualche altra domanda? Prego. Buonasera, volevo ringraziare Esther Brunet per le osservazioni che ha fatto, per gli approfondimenti sulla figura della Mater Dolorosa e soprattutto per anche i riferimenti trattatistici che a mio avviso non necessariamente debbono essere conosciuti da un pittore, ma che comunque restano estremamente preziosi per capire, diciamo, l'ambiente culturale. Però l'osservazione che volevo fare è ad Esther, magari era un invito così ad approfondire magari anche nel testo che consegnerà agli atti, la figura della Mater Dolorosa nella crocifissione di San Cassiano, perché la figura di Maria in quel dipinto non è completamente in deliquio. Tintoretto ci fa pensare al deliquio avendola dipinta a terra nella tipica posizione, però il suo busto è eretto e Giovanni sembra parlarle, sembra dirle qualcosa. Secondo me la questione iconografica sulla quale interrogarsi e di non facile risoluzione è proprio quali sono le parole che Giovanni rivolge a Maria, che ripeto non è ancora svenuta. Concordo anche nel parallelo tra la figura di Maria e quella di Eva che sta nel telero di fronte, ma anche lì vorrei mettere in guardia Esther, perché guardando il dipinto della discesa agli inferi si vede benissimo che la figura ignuda di Eva, come dire, è stata censurata. Sono state dipinte delle nuvolette davanti per coprirne le nudità nei posti giusti e, come ho avuto modo di rilevare tanti anni fa, lì Eva ha 3 braccia. Ce n'è uno che è completamente cancellato, la cui posizione non era molto opportuna e che è stata rimossa dal Tintoretto. Quindi lì c'è qualche cosa che ha a che fare probabilmente o con il suo humor, la sua voglia di scherzare o qualche censura richiesta dai confratelli, e quindi stabilire un parallelo tra quelle 2 figure, se è giusto dal punto di vista interpretativo, teologico, però c'è qualcosa di più. Quindi comunque grazie per tutte le cose che ha detto. E invece Valentina Sapienza, che dire, non si può che essere d'accordo, il soggetto di quel dipinto esattamente sono i miracoli di San Marco a Bucolis, è veramente, anch'io quando ho letto il catalogo di Palazzo Ducale, leggere di nuovo l'attribuzione di un soggetto che ormai era stato stradiscusso, mi ha un po' così fatto saltare sulla sedia. Chiedo a Valentina, ma non adesso perché so che che è difficile, il fatto che lei veda in quella tomba, in profondità, chiamiamola la tomba illuminata, una possibile allusione alla tomba di Rangone, mi pare che sia per ora una ipotesi e comunque interessante. Insomma. Assolutamente. Sì. Insomma, sì, scusa, finisco. Sì, certo. E, con Erasmus
Avrei tanto da dire, ma non voglio adesso tediare i presenti. La scoperta di Wettingen nella cena di San Polo è intrigante, perché per tanti anni abbiamo creduto che con la mano sinistra il Cristo tenesse il pezzetto di pane, che in effetti c'è, mentre invece dietro, soprattutto adesso, da poco si riesce, a seconda delle condizioni di luce che ci sono a San Polo, si riesce a intravedere il calice di cui ci ha parlato Erasmus. Sta di fatto che anche lì è successo qualcosa, perché è stato chiesto di togliere quel calice, sostituirlo con un pezzetto di pane, e il fatto che Giuda nella prima versione fosse quell'apostolo in piedi, ma che nella seconda versione, cioè dopo la correzione, quel Giuda dove è andato a finire? Non può che essere quello con la sacca dei denari. E quindi ci sono delle cose da chiarire che secondo me meriterebbero un supplemento di indagine. Mi sento un po' in colpa, nel senso che sono stato il direttore dei lavori del restauro del dipinto appena citato. Io francamente questo bicchiere non l'ho notato e non sono certo che abbiamo fatto delle indagini scientifiche, riflettografie, radiografie. Forse sarebbe il caso, per un tema così interessante, di investigarlo un momento. E quindi tanto controlliamo i materiali che abbiamo di quel restauro, magari qualche immagine un po' più chiara per aggiungere un argomento solido a questo. Grazie. Ecco, replico, tendenzialmente sulla tradizione di Valerio Massimo c'è un locus che ogni pittore non deve affrontare, ed è il volto di Agamennone, perché il dolore di Agamennone non è rappresentabile. Questo sicuramente passa nella pittura, perché Tintoretto lo leggeva Valerio Massimo, per cui al posto di Agamennone c'è la rappresentazione non tanto del male, cioè non tanto del dolore, ma del male, per cui il volto di Giudas si può, non si rappresenta, e secondo me in quel telero è quello girato di spalle, come lei ha messo, con un punto di domanda. Per me non c'è dubbio, il male è il volto di Giuda, che è quello del demonio, non è perché non siano capaci di farlo, è che è buona etichetta, tra virgolette, non rappresentarlo, è l'ineffabile. Ha ragione, certamente, ma vedendo tutti questi Giuda nello sviluppo si vede che lui rifletta, riprende alla fine, è mite, è quasi gnostico. Non avete sentito quella parte dove parla del gnosticismo, dove in finale Giuda è un personaggio necessario al cristianesimo. E naturalmente Tintoretto non era impregnato della gnostica, che è chiaro, ma quando lui ha sviluppato l'idea di Giuda, necessariamente cadeva su questo problema. Giuda è necessario alla salute del mondo, se no non c'era Cristo, cristianesimo. È uno che lavora tanto profondamente come Tintoretto, necessariamente arriva a questo problema. Qualche altra domanda? Allora chiudiamo la sezione, ringraziamo i relatori. Il convegno riapre alle 2:30 con Tintoretto alla luce delle ultime mostre. Grazie a tutti, buona giornata.